diciamo che il ritardo si era accumulato prima, no? 1 anno e mezzo per decidere se fare la sede lì, dove era stato acquistato il terreno e fatto il primo progetto, oppure se farlo altrove. Purtroppo devo constatare che abbiamo perso 1 anno e mezzo di tempo a discutere. Dopo invece, una volta deciso, come spesso accade, la variante è stata portata avanti, il progetto è stato portato avanti, almeno per grosse linee. Adesso mi pare che sia anche definitivo. Non ci sono state osservazioni sulla variante, quindi avevamo ragione quando si diceva che quello è il posto ideale. Nessuno ha fatto osservazioni e quindi è stata approvata definitivamente la variante. Dopo 6 mesi sappiamo che c'è lo scatto delle osservazioni e adesso si può procedere, credo, anche con l'assegnazione degli ultimi fondi, con la variazione di bilancio che è stata fatta nei giorni scorsi, e lunedì scorso in Consiglio Comunale tra l'altro, e quindi si potrà procedere con la gara per assegnare alla ditta che costruirà la nuova sede. Sulla sede della protezione civile c'è stato 1 anno e mezzo quasi, poco meno, di discussione. C'era anche un motivo tecnico-giuridico alla base, in realtà non è che era solo indecisione, però effettivamente abbiamo atteso più del necessario forse per poter risolvere alcuni nodi, perché appunto in Italia è molto più, si sta molto meno a fare le cose che a deciderle e a progettarle, perché poi dopo una volta che avviene i cantieri lavorano.